Oltre 3.000 aggressioni al personale che si cura degli altri, al personale della salute. 900 di queste sono aggressioni fisiche. È giunto il momento di dire basta. Rispetto per chi si cura delle persone, rispetto per i lavoratori tutti. I numeri del libro bianco del sistema sociosanitario regionale del Veneto parlano chiaro. Per questo parte dall'ospedale di Mestre la campagna di sensibilizzazione lanciata dalla CGIL contro le aggressioni al personale sanitario. Un'iniziativa rivolta a cittadini, utenti dei servizi sanitari e istituzioni per contrastare un fenomeno che continua a colpire con crescente frequenza lavoratrici e lavoratori della sanità pubblica. Chiediamo alle cittadine e ai cittadini di schierarsi con loro, di sostenerli, di avere chiaro che sono loro che garantiscono la nostra salute. Senza di loro il sistema sanitario andrebbe in crisi e per questo non solo non vanno aggrediti, ma vanno tutti i giorni sostenuti e aiutati nel loro delicatissimo lavoro. Per questo il sindacato continuerà a promuovere iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e tutela affinché nessun lavoratore debba più considerare l'aggressione verbale o fisica come un rischio normale del proprio lavoro.